Buonasera a tutti e benvenuti a 3, il format di Sardegna Gold dedicato ad arte, cultura e intrattenimento. Io sono Michele De Montis, con me in regia c'è Roberto De Sì e oggi abbiamo il piacere di ospitare lo scrittore Marco Dettori. Ciao Marco, grazie di essere qui. Ciao Michele, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te. Allora Marco, classe 82, sei di San Sperate, hai studiato scienze politiche, sei un artista poliedrico perché oltre alla scrittura ti dedichi anche alla musica, abbiamo scoperto. Hai esordito in ambito editoriale nel 2017, se non ricordo male, Esatto. con il romanzo L'estremista, edito da Libromania, a cui ha fatto seguito poi Il Paese senza vento, edito da Amico Libro. E oggi sei qui per presentare Questioni di tempo, una raccolta di racconti che ha come tema centrale, come fil rouge, il tempo. Allora, partiamo da questo titolo. Che cosa significa Questioni di tempo? Questioni di tempo è un titolo che ho scelto perché identificava bene il genere di questa raccolta di racconti. Io avevo il desiderio di raccogliere i miei racconti, la cui produzione è iniziata tantissimi anni fa, di raccogliere in un libro, perché volevo avere un bel libro di racconti che ormai un po' è un genere un po' di nicchia, non troviamo più in libreria tantissimi libri di racconti. E rileggendo i miei racconti mi sono accorto che il tempo era uno dei temi che ricorreva di più. Il tempo declinato sotto tantissime forme, quindi il tempo come spazio della nostra vita, la nostra quotidianità, il tempo come storia, il tempo come lo scorrere semplicemente del tempo, il girare delle lancette dell'orologio. Quindi il tempo mi è sembrato il tema giusto per fare una raccolta di racconti che, tra l'altro, tornando anche al tema musicale di cui parlavamo prima, potesse anche essere un po' come quegli album a tema che si facevano negli anni 70-60, quelle concept album, esatto. Certo. Ecco, da questo punto di vista, come è sviluppato il concetto del tempo attraverso differenti racconti? Io l'ho diviso in 3 sezioni il libro, quindi l'ho ordinato in 3 grandi temi, sempre a concetto tempo. Quindi il primo tema, la prima sezione, tratta di racconti che potremmo vivere ognuno di noi, quindi storie che trattano della quotidianità, del nostro essere quotidiano, del tempo che scorre, il tempo come nostalgia, delle cose passate, il tempo come vecchiaia, come gioventù, come adolescenza, come tante cose. La seconda parte invece l'ho pensata come il tempo riferito al paradosso, quindi insomma paradossi temporali, il vivere momenti, io le chiamo smagliature del tempo, che poi non è una definizione mia ma è una definizione di Dino Buzzati, di un racconto di Buzzati. Quindi quelle pieghe un po' misteriose del tempo che ci portano a vivere fatti un po' strani, un po' paradossali. Mentre l'ultima sezione del libro tratta invece del tempo come storia, quindi la storia con la S maiuscola, la storia soprattutto del dopoguerra, perché è un po' l'argomento storico che io ho studiato di più anche come formazione culturale. È la storia vista dagli occhi di personaggi comuni che vivono eventi più grandi di loro, ma che in un certo senso poi contribuiscono un po' a formare. Ecco, e che arco temporale copre la scrittura di questa raccolta di racconti nella tua vita? Un tempo molto lungo, perché diciamo dal primo racconto scritto parliamo di più di 10 anni fa, 13-14 anni fa, mentre gli ultimi sono proprio stati scritti apposta per il libro, quindi qualche mese fa, quindi stiamo parlando di 15 anni almeno. Ho capito. Prima ancora di pubblicare Questioni di tempo, tu sei uscito con Il Paese senza vento, un romanzo giallo. Dal titolo io ho trovato personalmente singolare, perché la Sardegna è la regione del vento, il vento è ovunque qui in Sardegna, e questo sta a rappresentare la singolarità del luogo che viene descritto. Da un punto di vista narrativo, quali sono le differenze nell'esprimere un concetto all'interno della forma di un racconto e all'interno invece della struttura di un romanzo?
Differenze ce ne sono tante. Possiamo dire che il romanzo permette una quantità di digressione molto più ampia, quindi noi possiamo, almeno io posso come autore, dilungarmi in descrizioni, in momenti magari anche non necessari alla storia del romanzo, mentre il racconto necessita di una precisione molto più puntuale e attenta. Il racconto per me non deve avere tempi morti, il racconto in 4-5 pagine deve raccontare una storia, lo deve raccontare in maniera sintetica ma in maniera molto precisa, quindi posso dire che nel racconto ogni parola va dosata, nel romanzo possiamo permetterci una libertà un po' più ampia. Ok, ecco, da questo punto di vista, qual è la forma nella quale ti trovi più a tuo agio, il racconto o il romanzo? Io mi trovo più agio nel racconto, perché il racconto è una forma più veloce, più improvvisa, nel senso che l'ispirazione è un po' come una poesia o una canzone. Ecco, l'ispirazione ti permette di scrivere subito un racconto, Sì. che concentro poi io, come altri autori immagino, in poche pagine. Quindi un'ispirazione di momento, un viaggio, una qualsiasi situazione mi porta a scrivere un racconto anche in pochi minuti, in poche ore. Io faccio l'esempio nella prefazione di un racconto di questa raccolta che si intitola Area Fumatori, che ho scritto nell'attesa di un aereo all'aeroporto di Linate, quando vidi quest'area dove tutti fumavano. Da ex fumatore appunto, me la ricordo, una specie di acquario, no? Esatto, sì, con le pareti trasparenti, sì, dove tutti questi personaggi dentro, avvolti dal fumo. Allora io, che ho sempre un po' un taccuino e una penna e ho l'abitudine di arrivare molto prima del mio volo in aeroporto, mi dissi: ma perché non proviamo a scrivere un racconto su questo luogo un po' strano? E infatti lo scrissi nel giro di un'oretta. Quindi il racconto è molto più immediato, il romanzo va molto più ponderato, va molto più riflettuto, va riscritto, scritto, riscritto tantissime volte, quindi necessita di molta anche più pazienza. Ecco, in questa raccolta di racconti ce n'è qualcuno a quale sei particolarmente legato? Ma quasi tutti. Adesso non voglio fare un po' come il padre che deve scegliere tra i propri figli. Ce ne sono tanti. Sicuramente il primo che mi diede un premio letterario, che fu Il Forte, che è un racconto sempre un po' ispirato da Dino Buzzati. Il premio Anselmo Spiga, se non ricordo male. No, il premio Anselmo Spiga lo vinsi con Ricordi. Questo vinse un premio a Cagliari, premio Inchiostro Caralitano, che penso ebbe pochissime edizioni, e fu il mio proprio primo premio letterario della mia carriera come autore. E quindi anche per questo probabilmente mi ci sento molto legato. Ricordi sicuramente, che penso sia, se non il miglior racconto, uno dei migliori, che vinse il premio Anselmo Spiga, e poi tanti altri, insomma, un po', diciamo che io li amo tutti come fossero miei figli, ma penso che sia la concezione che ogni autore ha di quello che scrive, ecco. Difficile scegliere. Quanto c'è di autobiografico in questa raccolta di racconti? C'è tanto e poco allo stesso tempo. Tanto perché solitamente a me piace partire da avvenimenti, diciamo, vissuti e non vissuti, nel senso viaggi. Per esempio Il bacio di Klimt, che è un altro racconto della raccolta, io lo scrissi dopo un viaggio a Vienna, dopo aver visto il quadro di Gustav Klimt che è al museo di Vienna. Chiaramente la storia non è la mia, la storia che racconto, però diciamo che parto sempre da un'esperienza personale, o quasi sempre, e cerco di nasconderla un po' nei racconti, in ciò che scrivo. Quindi un po' una sorta di prospettiva dell'osservatore, più che altro. Sì, esatto. Molte volte poi, chiaramente, quando parlo dei racconti ambientati, c'è un racconto ambientato nel fascismo, io chiaramente sono nato 40 anni dopo, non posso averlo vissuto, però magari sono temi che a me un po' interessano e cerco di sviscerarli un po' nei racconti. Ed è anche un'opportunità per me di vivere periodi storici che poi non ho vissuto. Una cosa che mi piace molto è scrivere del passato, soprattutto perché mi permette un po' di tornare indietro nel tempo, insomma, di vivere cose che io non ho fatto in tempo a vivere. Hai in programma di dedicarti un giorno magari al romanzo storico? Ma possiamo dire che Il Paese senza vento un po' ha del romanzo storico, però
storico, diciamo, molto indietro nel tempo, no. In senso manzoniano, diciamo. No, in quel senso no, penso di no. Penso di non essere adatto al romanzo manzoniano, nel senso di tornare indietro di molti secoli nel tempo. Però, diciamo, il Novecento è un periodo storico che a me piace molto e quindi... Anche perché lo ricordiamo, tu una specializzazione in storia contemporanea. In scienze politiche, sì, in indirizzo storico, sì, esatto. Indirizzo quindi, storico. La storia è un argomento che io ho studiato tantissimo, che conosco abbastanza bene. E correggimi se sbaglio, per molti autori la storia è anche una potente musa, ispiratrice nella produzione letteraria. Esatto, poi secondo me lo scrivere di periodi storici è anche un po' uno scopo didattico, senza voler fare i professori quando si scrive o il voler segnare nulla a nessuno. Però ricordo sempre la frase di Gramsci: la storia insegna ma non a scolari. Noi invece dobbiamo cercare un po' di essere anche scolari della storia, e siccome io penso che, almeno per quello che ho vissuto io, la storia, come è stata studiata anche a scuola, è sempre stata una materia un po' marginale rispetto ad altre, io penso che invece la storia abbia una sua importanza molto alta, e quindi io penso che sia anche un dovere un po' di chi scrive di cercare di far riflettere, oppure anche solo di riportare la memoria su avvenimenti che magari sono un po' dimenticati. Faccia, per quanto riguarda il Paese senza vento, sappiamo che è un giallo, quindi non ti chiediamo assolutamente di svelarci niente in merito alla trama dell'opera, ma ci puoi un po' descrivere il contesto nel quale si svolgono i racconti di questo romanzo? Sì, allora il romanzo è ambientato negli anni 50 in Sardegna. In Sardegna, in un paese che io chiamo Kenes, che è una parola che ho mutato dal sardo, Kenes, Kenza, quindi senza, e riporta un po' al titolo, che è il Paese senza vento. Questo è un paese molto strano perché è l'unico paese della Sardegna dove non arriva il vento. La spiegazione che si dà nel libro è una spiegazione, diciamo, fisica, perché c'è una montagna che impedisce che l'aria arrivi in questo paese, un paese incastonato nelle montagne, io immagino nel centro Sardegna, insomma. È una spiegazione un po' fantastica, nel senso che il vento non arriva come anche metafora di non cambiamento, quindi in questo paese un po' tutto succede sempre alla stessa maniera, il sindaco è sempre lo stesso, lo sfondo sociale è sempre quello, le abitudini sono sempre le stesse, quindi un paese molto immobile. E in questo paese arriva un medico, il medico Condotto, una figura ormai scomparsa dalla scena sociale, un medico Condotto, un sardo di ritorno, quindi un sardo che ha vissuto nel continente, come diciamo noi, in Sardegna, che porta invece un po' la razionalità, quindi l'approccio scientifico, e si trova appunto a vivere diverse storie a partire dal racconto di un anziano che racconta ai bambini, anche questo come si faceva in Sardegna un po' anni fa, che si raccontavano le storie ai bambini nelle sere d'estate nei portoni delle case campidanesi, raccontano storie di un tesoro nascosto. Da questa storia poi qualcuno immagina che questo tesoro esista veramente, si mette a cercarlo e poi si dipana tutto il romanzo con una morte strana e il medico che si trova un po' a fare l'investigatore in questo paese molto strano. Quindi questa è un po' la trama del romanzo. Quali sono i riscontri che hai ottenuto dalle tue pubblicazioni in termini di consenso da parte del pubblico? Allora, il romanzo è piaciuto molto, perché chiaramente io sono un piccolo autore, quindi non ho avuto platee grandissime, però il romanzo ha avuto un ottimo riscontro, quindi molti apprezzamenti anche nei paesi un po' della Sardegna, sono riuscito un po' a girare un po' la Sardegna per presentarlo, è piaciuto parecchio. E i racconti, adesso il libro è appena uscito, però siccome sono racconti che un po' hanno una storia lunga, anche questi sono piaciuti, qualcuno ha vinto anche dei premi letterari nel passato, quindi posso dire di aver avuto un riscontro positivo sicuramente. Attualmente stai lavorando a qualcosa? Attualmente no, o meglio, ho in progettazione un libro, però al momento siamo ancora in fase di progettazione, vorrei che fosse un nuovo giallo, per quanto poi i miei gialli sono anche dei gialli abbastanza ampi, quindi mi risulta un po' difficile. Come mai la scelta del giallo come genere? Il giallo a me piace parecchio da lettore, e secondo me il giallo permette un'esplorazione di generi molto vasta.
e soprattutto l'idea che nel romanzo o nel qualcosa che noi stiamo leggendo ci sia un mistero da risolvere, è una cosa che secondo me porta anche il lettore a cattura la sua attenzione. a catturare l'attenzione e a continuare anche la lettura. Poi io sono un po' un appassionato di gialli vecchio stampo, quindi sicuramente Agatha Christie. Io sono un ammiratore molto forte di Leonardo Sciascia, quindi il giallo italiano di quel tipo, e quindi ho sempre avuto questo desiderio un po' di scrivere delle cose simili, quindi per questo il giallo. Ecco, hai citato Sciascia, hai citato Buzzati prima, Agatha Christie, chi sono gli altri tuoi maestri, se ce ne sono? Sì, oltre a questi che sono sicuramente i principali, assolutamente Italo Calvino. Italo Calvino, che secondo me è stato uno scrittore molto originale, nel senso che ha avuto anche il coraggio di sperimentare molto, e soprattutto io penso Calvino, Buzzati e Sciascia siano La tua triade. la mia triade di scrittori preferiti sicuramente. Poi vabbè, ho letto tantissime cose, Dumas, del Conte di Montecristo, sicuramente uno dei miei romanzi preferiti, Tolstoi, Dostoevsky, tantissimo, insomma l'elenco sarebbe lunghissimo, però questi 3 italiani sicuramente li metto ai primi posti. Qual è stata la molla che ti ha spinto a saltare dall'altra parte della barricata, cioè a non essere più soltanto un lettore ma anche un autore? Allora, la molla sono stati proprio i racconti. Io ho iniziato i racconti come divertimento, sicuramente. Finché mi sono detto, ma perché non mandarlo a un concorso letterario? Ho detto, facciamo questa prova. La prima prova andò bene, quindi arrivo al secondo a un concorso, quindi questa molla ha continuato a muoversi, e allora ho continuato con i racconti. Poi, racconto dopo racconto, ho detto, adesso però bisogna provare a scrivere qualcosa di più lungo, quindi sono passato al romanzo. La molla è sempre il divertimento e il piacere personale, almeno per me. Insomma, il piacere proprio di scriverle e anche di parlare di quello che scrivo, ma anche di altri libri, insomma. Quindi, certo, il piacere, la molla di ogni artista, insomma, la prima cosa è il piacere personale, purché sia realmente un artista. Allora, Amico Libro è la dimostrazione dell'esistenza in Sardegna di una scena di autori, di scrittori, di poeti che si fa via via più corposa, a indicarci un fermento che effettivamente esiste nel territorio. Non trovi che sia paradossale che da un lato ci siano più autori al contempo sempre meno lettori? Ma c'era una battuta famosa che diceva in Italia la metà delle persone non legge i libri che l'altra metà scrive. Ah, ecco. Questa è una battuta che un po' trovo anche vera. Assolutamente veritiera. Io penso che da un certo punto ci sia una scarsa selezione anche del materiale che viene proposto, quindi oggi tutti vogliono essere scrittori. Le piattaforme di autopubblicazione da un lato sono utili perché possono essere un banco di prova utile per chi ha le prime armi, però poi non permettono una sorta di meritocrazia magari nella pubblicazione. Francamente non so perché ci siano così tanti scrittori e così pochi lettori, è una cosa un po' strana. Ci sarebbe anche da... Leggevo che negli anni 90, quando comunque i quotidiani erano ancora diffusi perché non c'era ancora internet, il numero di lettori di quotidiani era assolutamente identico a quello del 1914. Pensa a te. Una cosa abbastanza preoccupante. Abbastanza preoccupante. Da questo punto di vista, consentimi un'incursione nell'attualità. Ma cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale? Se la rapportiamo all'ambito letterario. Ma io non so se nell'ambito letterario ci sia già qualche applicazione, nel senso di creazione, di produzione letteraria da parte dell'intelligenza artificiale. Ci sta avvicinando, nel senso che con una semplicissima chat GPT ora è possibile anche sviluppare una piccola pièce teatrale ed è presumibile ritenere che fra qualche anno questa pièce teatrale al momento molto rosa sarà molto più invece sofisticata e completa. Ma io non sono molto favorevole, almeno nel campo artistico il sentimento è sempre quello che deve essere la molla che porta alla produzione artistica. Io non so quando un'intelligenza artificiale possa darci qualcosa dove c'è qualcosa di emotivo, di sentimento. Potrebbe anche essere di sì, poi chi lo sa. Però adesso io magari nel campo musicale ho sentito qualcosa dove c'è l'intelligenza artificiale, francamente c'era poco. Abbastanza scadente dal punto di vista. Esatto, quindi tecnico. Penso che anche dal punto di vista letterario non sarà un livello altissimo. Marco, prima di salutarci vorrei chiederti di leggerci, se ti va, qualche brano
la tua raccolta di racconti. Leggiamo proprio la prima pagina, diciamo, del primo racconto. Le cose, il racconto è Ricordi, il primo racconto della raccolta. Le cose dentro di noi sono sempre maledettamente complicate. Mi ricordai di questa frase mentre accendevo la macchina per tornare a casa. Era un film? No, ne ero sicuro. Un libro, ecco, l'avevo letta in un libro. Un romanzo che mi era passato tra le mani tanti anni prima. Però non riuscivo ad associare quelle parole a un titolo, a una copertina e nemmeno allo scrittore che le aveva messe sulla carta. Non sapevo se rallegrarmi di quella frase arrivata alla mia mente senza alcun motivo, oppure se lasciarmi prendere invece dall'inquietudine, dallo sforzo di realizzare quanto inutili erano i miei sforzi nel non ricordare il resto. Eppure non era un ricordo importante. C'è gente che fa di peggio, dimentica gli anniversari, i compleanni, gli appuntamenti. Non io però. Io ero quello che ricordava sempre tutto. Tutto. I dettagli, i particolari. L'orario dei treni, le uscite dell'autostrada, i vestiti indossati dalle persone, la prima volta che le avevo incontrate. Mi assalì la tristezza. Quell'episodio, in sé insignificante e stupido, era la certificazione di ciò che mi aveva appena detto il dottore. E qui ci fermiamo. Grazie Marco. Allora, è questione di tempo, prego Roberto di inquadrare la copertina del volume e poi abbiamo Il paese senza vento, entrambi editi da Amico Libro. Grazie Marco per esserci venuto a trovare, ci rivedremo presto sicuramente, grazie a Roberto in regia e grazie ai nostri ascoltatori e buonasera a tutti. Buonasera.